Primo Gran Premio della stagione 2019 in 11 al via nella distanza maratona del miglio e mezzo. Lo schieramento di partenza: 1 Tantaglio, 2 Satana Sofì, 3 Sugar Ray, 4 Talisker Horse, 5 Tutù del Ronco, 6 Victor Chuck SM, 7 Uauca, 8 Virginia Griff, 9 Stella di Azzurra, 10 Vanesia e K. A 2480, 11 Urlo dei Venti, che è il netto favorito, quota di 1,71 in questo momento per l'allievo di Antonio Greppi. L'alternativa principale individuata in Tantaglio, numero 1, Alessandro Gocciadoro. Cavalli pronti a girare. Pronti? 1, 2, 3. È subito buono il segnale con Talisker Horse, molto svelta a prendere l'iniziativa, ha sbagliato invece Uauca. In seconda posizione va Satana Numero Sofì. 1 Tantaglio squalificato. E anche Tantaglio finisce squalificato, quindi numero 7 Uauca squalificato. Alcuni, già 2 della banda Gocciadoro out, mentre numero Talisker Horse 2 se la Satanasso gioca al FI comando. squalificato. Ha respinto i tentativi di Stella di Azzurra, che si è accodata subito in seconda posizione. Mentre cerchiamo di andare a vedere Urlo dei Venti, ecco, inizia ora forse la risalita dopo 400, comunque in 29 secco, che sono certo una misura, con partenza da fermo per Talisker Horse, che completa ora i 600 in 44,8 davanti alle tribune. Non tarda a progredire Urlo dei Venti, che con un parziale cerca di portarsi sulla leader, li impegna e sembra in grado già di poter passare. 59,8 intanto il passaggio agli 800, Urlo dei Venti in vantaggio, ha superato Talisker Horse, mentre in terza posizione rimane Stella di Azzurra. Più indietro c'è Sugar Ray, intanto 1,14,7 per il chilometro iniziale, con Urlo dei Venti in vantaggio su Talisker Horse, Stella di Azzurra. Poi vediamo a metà gara il tentativo anche di Vanesia e K, che è all'esterno già da un po'. Intanto Urlo dei Venti continua a comandare la gara senza problemi, arriva ora un altro paletto in 15,4. Una volta al comando può cercare di moderare sul percorso Antonio Greppi con Urlo dei Venti, all'esterno anche Victor Chuck SM, mentre lungo la corda in quarta posizione rimane Sugar Ray, cerca di progredire anche Tutù del Ronco. Intanto in coda è rimasto Satana Sofì, che ha avuto dei problemi. Siamo a 600 dalla conclusione, vediamo il parziale di Urlo dei Venti, il 14,6, comincia gradualmente ad accelerare il favorito. All'esterno rimane Vanesia e K, alla corda in seconda posizione Talisker Horse, poi Stella di Azzurra, che per il momento non può uscire. Paletto dei 400 metri finali, il tentativo in terza ruota di Sugar Ray, mentre Urlo dei Venti è attaccato con decisione da Vanesia e K. Vanesia insiste su Urlo dei Venti. Urlo dei Venti cerca la difesa, ma Vanesia viene cattiva, sbaglia però Vanesia e K. Numero 10 Vanesia e K culmine della piegata, squalificato. e così Urlo dei Venti deve essere richiesto. Talisker Horse scatta all'interno, poi a centropista Talisker Horse nel finale con Stella di Azzurra. Talisker Horse sul palo, vince su Stella di Azzurra. Urlo dei Venti cala nel finale. 1,14,9 presi dallo start, quindi giusta la misurazione, con 29,4 a chiudere dopo un 28,9 di penultimo quarto. Vedete, Urlo dei Venti alla fine deve cedere il passo a Talisker Horse, che gli aveva concesso strada dopo 800 metri, mentre Stella di Azzurra finisce al secondo posto. Talisker Horse, Roberto Vecchione a segno per il training di Alessandro Raspante al rientro, mentre anche il terzo posto è per Virginia Griff, quindi Urlo dei Venti soltanto quarto infine,
E davvero a sorpresa questo esito con, vedete, l'errore di Vanese e K che sembrava sul punto di passare su urlo dei venti. E retta d'arrivo davvero strepitosa per Talisker Horse che aveva spostato e regge nel finale Stella di Azzurra che ci prova in tutti i modi. E al terzo chiude Virginia Griff. Successo dunque per Talisker Horse, Roberto Vecchione in sediolo, Alessandro Raspante al training per i colori della signora Sara Bruni. La quota al totalizzatore di 9,53.